Ben trovati a voi tutti con la terza pagina della cultura, il vostro Elzeviro proposto da questa emittente di informazione. E in questo senso la proposta di oggi è volta a dimostrare la nostra volontà, la volontà di tutte le piccole e medie imprese editrici locali, che anche in tempi in cui era proibito muoversi, uscire, se non per motivi di lavoro giustificati, le nostre imprese hanno sempre lavorato per informarvi puntualmente. Hanno lavorato e fatto lavorare anche la cultura, i musicisti, dimenticati da tutti. Operando nel pieno rispetto della legge, abbiamo realizzato, grazie a loro, permettetemi di dirlo, un piccolo capolavoro. La Sesta Sinfonia di Beethoven, la Pastorale, in versione per soli archi, per evitare in presenza dei fiati pericolosi, giustamente, posta la limitata conoscenza in quei tempi di inizio pandemia. Il concerto ha inoltre meritatamente esaltato il lavoro di un nostro eccellente musicista, Mattia Tonon, che stava pubblicando per Helvetia, prestigiosa casa editrice svizzera, un importante lavoro sulla composizione di Dione abbandonata di Giuseppe Tartini, che appunto Mattia Tonon interpreterà all'inizio del concerto. E a seguire, subito dopo, sempre di Tartini, ascolteremo la Sinfonia 551 in Re maggiore, solista un altro nostro grande professionista, il violinista Luca Mares. In conclusione, come promesso, la Sesta di Beethoven, la Pastorale, e sentirete che magia sotto la direzione del maestro Sini. Va solo aggiunto che allora ricorrevano i 250 anni della morte di Tartini, fondatore nella seconda metà del Settecento, del 1700, della scuola internazionale, la prima mai esistita al mondo. Mi pare che nessuno l'abbia mai ricordato questo. Un atto di coraggio, un atto di coraggio e volontà, quello di mantenere viva la cultura nel pieno rispetto della legge, anche quando le era preclusa ogni possibilità di lavorare. Ebbene sì, con la forza di volontà, l'umiltà e l'aiuto di un grande parroco, per dire che le modeste imprese dell'informazione locale sono riuscite a dare testimonianza e mettere in onda la cultura che non va dimenticata. Purtroppo era abbandonata da tutti, ma è un problema di chi l'ha abbandonata. Anche la cultura dell'informazione locale non va dimenticata e abbandonata. Un'ultima noticina. Sotto appare l'Iban, della nostra associazione, un puro caso. Avremmo dovuto rifare tutto il montaggio per toglierlo e non possiamo permettercelo. Diamo parola che se per caso arrivasse qualcosa sarà impegnato per una nuova produzione. Mi pare che abbiamo dimostrato che non abbiamo scopo di lucro, quindi arrivasse qualcosa sicuramente lo investiamo in produzioni. Buon ascolto.
In bis facciamo un concerto per violino e archi di Tartini, visto che poi 250 anni dalla morte, e eseguirà L'adagio dal concerto di 96. Luca Mare Salvini.
Diciamo di sì, è stato un piccolo capolavoro. Proporvi la sesta sinfonia di Beethoven, la pastorale, in tempi di Covid è stata un'impresa. E anche i due bei lavori di Tartini nel 250° anno della scomparsa. Erano anche i 250 anni della nascita di Beethoven, per cui abbiamo creato questo piccolo abbinamento. Grazie.